Viaggiatori, ben trovati in un appuntamento con Viaggiando Viaggiando. Oggi un po' puntata speciale, vogliamo ripercorrere l'ultimo periodo, le ultime settimane di permanenza in provincia di Padova, quindi puntata dedicata a Cittadella e un tour dei Colli Euganei molto speciale. Tutto questo tra pochissimi istanti, subito dopo la sigla. When you said you felt so happy you could die, I told myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love and it's an ache I still remember. Iniziamo la scoperta di Cittadella, abbiamo detto in provincia di Padova, con Marta Martin dello yacht locale. Innanzitutto facciamo un po' un'introduzione. La domanda di rito che io faccio quando arrivo in una località è: ma perché il nostro telespettatore deve scegliere Cittadella per un'escursione o per una gita fuori porta? Beh, il nostro visitatore dovrebbe scegliere Cittadella innanzitutto perché è una città meravigliosa e ha tantissimi monumenti che si possono visitare. Cittadella è una delle 37 città murate del Veneto, che ha la caratteristica però di avere un camminamento di ronda interamente percorribile e quindi è veramente da visitare. Un po' un'introduzione storica di Cittadella. Sì, Cittadella viene fondata nel 1220 da parte del Comune di Padova. Nasce come cittadella fortificata con una funzione militare con la quale Padova controlla i suoi avamposti più a nord. Ricordiamo che il 1220 è una data importante perché il Comune di Padova fonda anche l'università e il Palazzo della Ragione, quindi il 1220 è per Padova un anno veramente importante. Perché fonda Cittadella? Soprattutto perché deve difendere questo territorio da altre due città che cercano di contenderselo, ovvero Treviso e Vicenza. Cittadella ha anche una funzione però economica importantissima perché si trova vicinissima alla via Valsugana, chiamata anche via o strada della Lana, che collega appunto Cittadella a Bassano del Grappa, e soprattutto la presenza anche della via Postumia, che era una via romana importantissima, e del fiume Brenta, dove appunto ad ovest era situato anche un guado. Quindi sì, una funzione di carattere militare ma anche di carattere economico importantissima. Quindi strategicamente una posizione importante per quanto riguarda Padova e quindi per il controllo di tutta questa zona e per uno degli accessi a Padova. Esatto, tra le altre cose importantissimo è anche la grande ricchezza di acqua presente in questa zona, ovvero Cittadella si trova vicino appunto alla linea delle risorgive e quindi questo territorio, diciamo, per le sue caratteristiche strategiche dal punto di vista commerciale, dal punto di vista diciamo naturale, lo rendono un territorio effettivamente conteso appunto da tutte queste città. Una delle peculiarità quando si arriva qui a Cittadella naturalmente sono le mura, una delle città, abbiamo detto, una delle tante città murate, però una forse, se non nel Veneto d'Italia, la città dove si possono percorrere queste mura. Sì, ecco, noi abbiamo la fortuna di avere questo camminamento interamente percorribile, abbiamo un ultimo tratto in restauro che molto probabilmente verrà aperto ad ottobre del 2012, verrà inaugurato, e quindi a partire da ottobre del 2012 noi potremo ripercorrere la stessa strada che facevano appunto le guardie quando controllavano la situazione appunto a Cittadella, sia esternamente che internamente, perché l'obiettivo del camminamento di ronda era proprio quello appunto di controllare la situazione sia all'interno che all'esterno appunto delle mura per evitare, appunto, per prevenire l'arrivo di eventuali nemici. Allora, abbiamo fatto questa bella presentazione, questa introduzione, adesso è arrivato il momento di iniziare la scoperta di Cittadella.
Marta, vogliamo spiegare ai nostri telespettatori dove ci troviamo in questo momento? Certo, ci troviamo all'interno della casa del capitano. Il capitano era l'addetto alla sicurezza delle mura. Aveva a disposizione 20-25 soldati, tra cui 5 balestrieri, che erano sufficienti a garantire la sicurezza dell'intero complesso delle mura. Questa era la sua casa e da qui si inizia il percorso delle mura. Ci troviamo praticamente sopra Porta Bassano, per dare delle indicazioni proprio di servizio ai nostri telespettatori. Certo. La casa del capitano si trova all'interno del complesso di Porta Bassano, che è anche il punto più fortificato di tutto il sistema, di tutto il castello. Qui infatti c'era la casa del capitano, si trovava anche un magazzino per le munizioni dei soldati, un pozzo e un forno, quindi tutto il necessario per resistere in caso di assedio. E proprio qui la popolazione si rifugiava nel caso in cui i nemici fossero riusciti ad entrare in città. Ecco, il nostro turista partirà proprio da Porta Bassano, quindi dalla casa del capitano, per iniziare il suo percorso sulle mura. Le mura sono percorribili da Porta Bassano fino a Porta Treviso si torna indietro e si prosegue verso Porta Padova, dove c'è appunto l'uscita. Ricordiamo nuovamente, l'abbiamo già anticipato poco fa, che però da ottobre di quest'anno si potrà fare tutto il cerchio, perché saranno percorribili completamente le mura. Sì, ricordo ai nostri visitatori che potranno percorrere 1461 metri di circonferenza, perché Cittadella tra l'altro ha una caratteristica particolarissima, perché ha una forma circolare, anche se non regolare, e il suo perimetro è di 1461 metri. Like a record that's skipping, I'm not a man, and the clock keeps ticking, I'm a modern man. Makes me feel like in my dream I was almost there. Then you pulled me aside and said you're going nowhere. They say we are the chosen few, but we wasted, and that's why we're still waiting. Marta, noi in questo momento ci troviamo proprio sopra Porta Bassano, che ci dicevi poc'anzi è il posto più fortificato. Certo, Porta Bassano è il punto più fortificato di tutta la struttura del castello. Ha 5 archi di entrata, a differenza delle altre porte che ne hanno solo 3. Oltre alla presenza della casa del capitano che abbiamo ricordato prima, scorreva un fossato interno collegato a quello esterno. Il fossato esterno è il primo, profondo quasi 8 metri e largo 10, era il primo sistema difensivo che una città fortificata costruiva per difendersi dai nemici. Ecco, Porta Bassano ha anche la torre più alta di tutto il complesso, chiamata Mastio, che è alta 30 metri e serviva da punto di avvistamento, ma anche lì venivano posizionate le macchine belliche. Tra l'altro è uno dei punti dove c'è una delle panoramiche più belle che si possono ammirare qui a Cittadella. Sì, dal torrione di Porta Bassano è possibile ammirare appunto in direzione di Bassano del Grappa le Alpi, possiamo anche vedere nelle giornate soleggiate e serene addirittura la Rocca di Asolo, possiamo vedere anche il Castello di Marostica, possiamo vedere i Monti Berici e i colli appunto del Padovano. Makes me feel like in my dream I was almost there. Then you pulled me aside and said you're going nowhere. I know we are the chosen few, but we wasted, and that's why we're still waiting. Life for a number, but you don't understand. Like a moment, life for a number, but you don't understand. Marta, in questo momento noi ci troviamo in un punto molto particolare. Certo, questo punto delle mura viene chiamato la Breccia e qui possiamo notare innanzitutto uno spaccato delle mura che ci permette di capire anche la tecnica di costruzione, chiamata cassetta o a sacco, ovvero 2 muri paralleli costituiti da mattoni all'interno dei quali viene inserito del materiale di riporto come sassi rotondi dal Brenta impastati con la calce. La cosa sensazionale è che le mura di Cittadella non hanno fondazioni, ma sono sostenute da dei terrapieni, cioè dai cumuli consistenti di terreno ricavati dallo scavo del fossato.
La seconda cosa importante che si deve dire quando si parla della breccia è legata appunto alla sua storia. Ci sono due ipotesi che possono spiegare, diciamo, questa grande falla che noi troviamo. La prima ipotesi è legata ad una pallonata di cannone scagliata nel 1509, quando Cittadella, durante il periodo della guerra della Lega di Cambrai, che coinvolge Venezia e gli stati italiani ed europei contro di lei, ripeto, Cittadella viene posta sotto assedio e quindi in questi momenti concitati sembra sia partita questa pallonata di cannone che ha effettivamente danneggiato gravemente le mura. Questo avvenimento ci fa capire anche che effettivamente nel Cinquecento Cittadella dal punto di vista militare conta molto poco, perché le mura non servono più, sono troppo alte e troppo sottili per sostenere gli effetti dello sviluppo della polvere da sparo che dalla fine del 300 praticamente caratterizza le armi da fuoco appunto durante una guerra. Ecco. La seconda ipotesi invece è che nel 600 ci sia stato un crollo spontaneo legato al cattivo costume dei cittadellesi, che hanno cominciato a togliere materiali dai terrapieni, togliendo chiaramente il sostegno alle mura e probabilmente facendo crollare una parte appunto di questo muro già danneggiato fortemente a causa della guerra. Diciamo che comunque è un punto molto suggestivo dove ci si ferma, dove c'è una panoramica che è bellissima. Però è arrivato il momento della nostra prima interruzione pubblicitaria, vi aspetto tra pochissimo, sempre a Cittadella. Per noi è arrivato il momento della nostra prima interruzione pubblicitaria, ci troviamo tra pochissimi istanti, vi aspetto. Guardate che scenario meraviglioso, l'abbazia di Pragliasi. Siamo sui Colli Ugani perché vogliamo continuare la scoperta della provincia di Padova e precisamente di Colli Ugani. Sapete, c'è l'anello della ciclovia di Colli Ugani che è un'esperienza veramente unica ed irripetibile. Vediamola assieme. Ciclovia Anello dei Colli Ugani, di questo vogliamo parlare in questa puntata di Viaggiando e Viaggiando. Sapete, noi siamo sempre alla ricerca di itinerari, di luoghi, con un gruppo di amici. Qui intanto presento Diego Gallo, guida naturalistica e ambientale, che un po' ci introduce l'escursione che andremo a fare oggi. Innanzitutto grazie Diego e grazie a tutti gli amici della bicicletta che presenteremo nel corso di questa puntata. Sì, come dicevi, la ciclovia Anello dei Colli Ugani è un percorso turistico che abbraccia il Parco Regionale dei Colli Ugani lungo 63 km e questo si svolge principalmente su piste ciclabili realizzate dalla provincia di Padova con la collaborazione della Cassa di risparmio di Padova e di Rovigo e con il contributo del parco e dei comuni. Ecco. È un percorso turistico che va a toccare numerose emergenze, alcune città murate come Este e Monselice, alcuni borghi suggestivi come Vovecchio e poi una serie di emergenze storico-architettoniche piuttosto che eccellenze naturalistiche, ville venete. Dietro di noi abbiamo il castello del Cataio, sotto di noi c'è la botte del Pigozzo, che è un manufatto idraulico veneziano realizzato ormai circa 550 anni fa.
E quindi è un percorso davvero che non teme confronti con altre escursioni cicloturistiche famose come la Dobbiaco Lienz piuttosto che la Peschiera Mantova. Ecco, è un percorso che è stato inaugurato recentemente e la Regione Veneto ha scelto questo percorso come uno dei percorsi d'eccellenza del territorio regionale. E non a caso questo è completamente attrezzato con segnaletica regionale ed è caratterizzato da questo logo che è E2 e lungo tutto il percorso, quindi avremo questi cartelli che ci guidano e ci orientano. Ecco, poi l'azienda Turismo Padova Terme Euganee, con la collaborazione della provincia, dà la possibilità anche al turista, altri strumenti di promozione, altre guide. Ecco. In mano ho per esempio uno strumento che è Padova e provincia in bicicletta, percorsi di escursioni ciclabili, dove all'interno c'è anche l'anello di Colli Euganei e ci sono altre proposte appunto, per passare una vacanza, per passare delle belle giornate in bicicletta, oppure da questa bellissima scheda che è appunto l'anello dei Colli Euganei, dove troviamo tutto il nostro percorso, una sintetica descrizione delle cose che andremo a vedere e gli importanti riferimenti, diciamo, di informazioni per non perdersi e per viaggiare sulla giusta strada. Allora, come premessa e come introduzione è stata meravigliosa, adesso a questo punto direi di iniziare la nostra escursione. Bella e seducente, è solo mia, sempre più attraente, non resisto e così sia, con quella sua linea essenziale ed elegante, possederla un'esperienza intensa ed esaltante. Da quando l'ho incontrata non sono più lo stesso, la mia vita è migliorata, non sono mai depresso. Ogni santo giorno ho una gran voglia di saltare, con un balzo in sella e cominciare a pedalare. Pedalare, 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 pedalare. Con la sua meccanica semplice e perfetta, vola, vola, vola sulla bicicletta. Con la bandierina, lo specchietto e la trombetta, vola, vola, vola sulla bicicletta. Se ne va a fare la spesa col triciclo la vecchietta, vola, vola, vola sulla bicicletta. Con il campanello, col cestino e la pompetta, vola, vola, vola sulla bicicletta. Vola sopra il traffico. Diego, in questo momento noi ci troviamo a pochi passi, praticamente siamo a Montegrotto, uno dei punti più importanti per quanto riguarda il turismo padovano, eccellenza per quanto riguarda il turismo termale. Qual è il connubio fra ciclismo e turismo termale? Diciamo che il cicloturismo è un'opportunità anche per Abano e Montegrotto, ecco, che sono la più grande bacino termale d'Europa, come dicevi tu, proprio un'eccellenza del nostro territorio per quanto riguarda il turismo padovano. Ecco, la ciclovia Anello di Colli Euganei è un'opportunità anche per i turisti che vengono a farsi le terme, perché al mattino beneficiano delle cure termali e delle cure del benessere, salute e benessere, e al pomeriggio c'è un'opportunità, grazie alla bici, per scoprire il territorio. E proprio la ciclovia dei Colli Euganei si presta benissimo per questa aspettativa che ha il turista che viene ad Abano e Montegrotto, perché sempre più il turista chiede di poter usare la bicicletta. Il cicloturismo infatti è un segmento di mercato che è in forte espansione. E noi in particolare per Abano e Montegrotto si sposa bene, diciamo, quel turista che non cerca tanto lo sport, ma cerca appunto di utilizzare la bicicletta o per godere di una bella giornata di sole piuttosto che di semplicemente uno strumento per conoscere il territorio. Ecco. Questo è uno strumento meraviglioso, anche perché, come hai detto tu anche in presentazione, ogni metro che fai in bicicletta scopri degli angoli di storia, di natura che sono veramente meravigliosi. Sì, a differenza dell'automobile non hai una scatola che ti fascia la testa, ma sopra di te non hai altro che il cielo e le nuvole, insomma, ecco. E quindi adesso a Padova con la ciclovia dei Colli Euganei si può organizzare un weekend in bicicletta piuttosto che una escursione giornaliera, ma unendo, diciamo, le vicine destinazioni turistiche si può pensare anche a fare dei veri e propri viaggi in bicicletta. Vicino a noi c'è Padova, ma a 60 km c'è Venezia con la Riviera del Brenta, da Battaglia Terme si può raggiungere velocemente Chioggia,
a sud ci sono le città murate, est Montagnana, verso nord lungo il Bacchiglione si arriva a Vicenza, e perché no Verona, perché no Lago di Garda, e poi via sull'Adige andiamo. Vere vacanze fatte. Ci sono dei pacchetti fatti apposta per questo tipo di turismo? Eh sì, proprio. Allora ci sono operatori specializzati che propongono la vacanza in bicicletta, ma nelle stesse, qui ad Abano e Montegrotto c'è un club di prodotto, ci sono appunto degli alberghi che propongono ai loro clienti proprio una vacanza all'insegna dello sport e del benessere, e quindi questo gruppo si chiama Terme Sport. Ecco. Che propongono anche delle strutture idonee, anche con delle piccole officine che questi alberghi devono naturalmente offrire ai clienti per la manutenzione ordinaria alla fine della giornata in bicicletta. Sì, non è necessario creare proprio delle officine all'interno dell'hotel. Il turista che va in bicicletta è un turista come tutti gli altri turisti. L'importante è la cura del corpo, dell'alimentazione, l'accoglienza, l'attenzione ai tempi. Poi la bici basta che sia protetta in un luogo sicuro e che ci sia la possibilità di asciugarla, di lavarla, insomma di curarla un po'. Ma ripeto, il cicloturista che usa la bici è un turista come tutti gli altri, solo che sceglie un mezzo di locomozione diverso dalle altre. La bicicletta sta diventando sempre più un mezzo di locomozione amato, è un po' il mezzo di locomozione del futuro, ecco, e quindi viva la bicicletta. Passeggiando in bicicletta accanto a te, pedalare senza fretta, sentendoti vicino. Da che parte adesso siamo? Indovina, il futuro è nato stamattina. Prima freno, poi discendo. Scusami se ti sto abbracciando. Diego, possiamo dire che forse questo è uno dei modi per vivere la natura nella maniera più diretta? Sì, certo, perché la bici è un mezzo di locomozione ecologico, non ha nessun impatto per l'ambiente, e il turista che usa la bici può apprezzare meglio la natura, i profumi, gli odori, i suoni, quindi certamente è un mezzo per vivere il turismo naturalistico. Presentiamo un attimo gli amici che ci stanno proponendo assieme a te questo tipo di vacanze e di escursione. Voi siete gli amici della bicicletta, giusto? Sì, io sono Luigina. Poi ancora? Luigino. Io sono Volker. Massimo. Luciano. Allora, innanzitutto parliamo un attimo voi siete un'associazione, giusto? Che proponete, che fate della bicicletta un vostro stile di vita. Esattamente, uno stile di vita non solamente urbano ed extraurbano, insomma, in modo tale da vivere a contatto con la natura ma anche a vivere a contatto con la città, perché mentre all'esterno abbiamo la natura, all'interno abbiamo la parte monumentale, la parte storica, quindi abbiamo un po' di tutto, insomma, da vedere. Finalmente anche in Italia però sempre di più si riscopre la bicicletta. Sì, perché è bello perché uno riesce a dominare maggiormente il territorio. Difatti io sostengo sempre che alla fine di una giornata, alla fine di un giro, bisogna avere ricordi ed emozioni. I chilometri li lasciamo agli altri, però uno che apprezza la natura, che apprezza il territorio, deve tornare a casa ricco di queste due cose qui, insomma, che ritengono sia essenziali per vivere anche a contatto non solo con la natura ma a contatto con gli altri. Io però vedo che voi siete anche ipertecnologici, vedo una bicicletta qui piena di strumenti, vogliamo raccontare ai nostri spettatori di cosa si tratta? Questo è il normale contachilometro, invece questo che vediamo qua è un navigatore satellitare che effettivamente su questo giro sarebbe un po' esagerato. Questo serve in particolare se uno va in territori dove non conosce bene i dettagli e dove uno vuole prepararsi il percorso prima. L'uso è diverso del navigatore della macchina, nel senso che si prepara il giro prima a computer, poi si carica sul navigatore e poi si esegue solo quello che si è precaricato.
Per esempio questa bici ci ha portato un gruppo di amici qua di Padova via Parigi a Londra, 1900 km, tutto preparato sul computer prima e poi eseguito con il navigatore. Lui è uno specialista, però vogliamo ricordare, come abbiamo detto all'inizio, che questo vogliono essere dei percorsi, vuole essere un tipo di proposta per tutti quanti, per la famiglia, per le persone giovani, per le persone anziane, quindi sia per gli appassionati che fanno 1900 km, quindi una proposta veramente molto interessante, ma anche per le persone che non hanno mai fatto questo sport, magari che vogliono per la prima volta o per le prime volte avvicinarsi. Come hanno detto, qui siamo nella zona delle terme, magari fare una bellissima la mattina dei trattamenti termali e poi magari pomeriggio fare una bella escursione. Voi tra l'altro come amici della bicicletta organizzate proprio delle escursioni? Le organizziamo ogni domenica, alle volte all'inizio della stagione qui vicino nei colli, tutto quanto. Poi mano a mano che la stagione avanza, il bel tempo avanza, le proponiamo anche fuori. Ora abbiamo auto più bici perché ci spostiamo nel territorio, ad esempio siamo spostati nelle zone a 20-30 km da qui, anche perché un percorso turistico non può essere fatto più di 40-50 km al giorno. Diciamo che una persona normale può fare 40-50 km al giorno e in piano non ha problemi. Io sostengo sempre che una persona che è in grado di fare una camminata di un'ora senza problemi può fare 50 km al giorno tranquillamente in bicicletta in piano. Avrà problemi un po' della sella, ma poi quella passa, insomma. Quella passa. E anche per oggi siamo arrivati alla fine della nostra puntata. Io naturalmente, come di consueto, voglio ringraziare tutte le persone che sono intervenute e voglio ringraziare soprattutto voi amici telespettatori che ci seguite con sempre grande affetto anche in questo periodo estivo. In chiusura voglio ricordare che anche questa puntata la potrete rivedere sul YouTube, sul nostro canale Telechiara Produzioni, oppure sul nostro nuova pagina Facebook Viaggiando Viaggiando, e in più se volete mettervi in contatto con noi è sempre a vostra disposizione il nostro indirizzo di posta elettronica viaggiando@telechiara.it. Per oggi è proprio tutto, l'appuntamento è fra 7 giorni, stessa ora, stessa rete, e come di consueto viaggiate assieme a noi.